L'Università di Padova ha impiegato un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale, affiancato da fisici, studiosi italiani, austriaci e svedesi. Erano relativi a uno studio avviato nel 1934 e completato nel 1940, i dati sulla trasmissione aerea del virus che il gruppo ha aggiornato negli ultimi 2 anni studiando la trasmissione del Covid-19 ed elaborando un modello di quantificazione del rischio contagio. La mascherina si rivela uno strumento efficace di protezione e i dati appena pubblicati sul Journal of the Royal Society Interface lo confermano. Senza mascherina, lo spray di goccioline infette emesse quando parliamo raggiungono una distanza di poco più di 1 metro, distanza che sale a 3 metri per un colpo di tosse e diventa di 7 metri in caso di uno starnuto. Le distanze cambiano a seconda dei livelli di umidità e temperatura, hanno evidenziato gli studiosi. Con un'umidità media relativa, ad esempio, un colpo di tosse con media carica virale contagia già a 2 metri, che diventano 3 se l'umidità aumenta e infatti con il caldo il rischio di contagio diminuisce. Tutto questo cala in modo drastico con l'uso della mascherina chirurgica e ancor di più FFP2, precisano gli scienziati, che abbatte il rischio contagio rendendolo trascurabile già a 1 metro di distanza, indipendentemente dalle condizioni ambientali e dall'evento respiratorio.